Buongiorno in diretta da Focus TG. Funerali domani a Padova di un grandissimo campione, di un uomo straordinario, Alex Zanardi, che è mancato all'età di 59 anni nella sua casa di Noventa Padovana. Sono attese a Padova migliaia di persone. Sentiamo le ultime, un aggiornamento da Valentina Visentina. A te Valentina, con Cristian Rocche Allende per la parte tecnica. Sì, buongiorno da Noventa Padovana, dall'abitazione di Alex Zanardi. La famiglia, chiusa nel dolore, sta mantenendo anche in queste ore il più stretto riservo, ma è notizia di pochi minuti fa che il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha proclamato il lutto regionale per la giornata di domani, martedì 5 maggio, la data in cui saranno celebrate le esequie di Alex Zanardi. Il governatore ha disposto contemporaneamente che tutti gli edifici regionali espongano la bandiera del Veneto a mezz'asta in segno di cordoglio e vicinanza al dolore della famiglia, oltre che di partecipazione alla generale commozione che la notizia della scomparsa di Zanardi, avvenuta il 1° maggio, ha suscitato in tutto il paese. Un grande campione sportivo che il Veneto è profondamente coinvolto, ha detto il presidente Stefani, perché Zanardi era un vero campione di eccezionale levatura tanto nello sport quanto nella vita. Con la proclamazione della giornata di lutto in occasione delle esequie, il Veneto intende manifestare il dolore della comunità intera e testimoniare che l'esempio che Alex lascia sarà sempre un modello ed un'ispirazione per generazioni di giovani e di persone a cui la vita riserva le difficoltà. Poi ovviamente queste sono le parole di Alberto Stefani, che poi ovviamente ha sottolineato anche il forte legame che Alex Zanardi aveva con il Veneto, in particolare con Padova. Qui a Noventa Padovana aveva scelto di abitare e qui insomma si era ritirata anche la famiglia dopo il secondo incidente, quello del giugno del 2020, da cui il pilota poi non si era più ripreso. E tanta la commozione del paese, che era abituato a vedere Zanardi quando usciva per le commissioni di routine. Il feretro di Zanardi alle 10:30 di domani lascerà la struttura dell'OIC della Mandria, dove era ricoverato e dove è deceduto il 1° maggio, e poi il funerale nella Basilica di Santa Giustina alle 11. Al funerale sarà presente ovviamente anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani, così come tantissime persone, gente comune, ma anche tanti big della musica e dello sport e dello spettacolo, che in Zanardi hanno sempre visto e riconosciuto un grande modello non solo sportivo ma anche di vita. Il servizio con la ricostruzione dei funerali, di quanto avverrà appunto domani a Padova, e poi la linea può tornare allo studio. Dedico questa pedalata al grande Zanardi, mio coetaneo, stessa età, che ieri se n'è andato. È stato un eroe per me e per molti, per i ciclisti, per quelli che si sono fatti male, per gli sportivi, per tutti. Un esempio, una grande persona. La pedalata domenicale nel nome di Alex Zanardi, l'omaggio di Giovanotti, all'ex campione di Formula 1 e di handbike, scomparso venerdì 1° maggio. Giovanotti, così come tanti altri big dello sport e dello spettacolo, dovrebbero arrivare domani a Padova per l'ultimo saluto al pilota nella Basilica di Santa Giustina, la stessa chiesa che aveva ospitato i funerali di Giulia Cecchettin e dei 3 carabinieri morti nella strage di Casteldazzano. Migliaia di persone, non solo famosi come Fabio Fazio, Gianni Morandi e Bebe Vio, arriveranno per salutare il grande campione non solo di sport ma anche di vita, l'uomo che per ben 2 volte non si era arreso alla morte. Ad officiare i funerali Don Marco Pozza, il cappellano del carcere di Padova, con cui Zanardi aveva un rapporto di profonda amicizia. Insieme a Don Marco ci sarà anche padre Federico Lauretta della Basilica di Santa Giustina. Prefettura e gabinetto del sindaco stanno mettendo a punto in queste ore la gestione dell'imponente afflusso di gente ai funerali, e non è escluso che all'esterno della Basilica di Santa Giustina possa essere allestito un maxi schermo. Domani a Noventa Padovana, dove Zanardi viveva con la moglie Daniela e il figlio Nicolò, in occasione del funerale è stato istituito il lutto cittadino e le bandiere a mezz'asta. Il feretro, intorno alle 10:30 di domani mattina, lascerà la struttura dell'OIC della Mandria, dove Zanardi era ricoverato da tempo, protetto dalla famiglia che in questi anni ha sempre custodito la privacy del campione dopo l'incidente in Toscana con l'handbike nel giugno del 2020. L'ultimo viaggio di Alex tra l'abbraccio di tanti, a cui lui ha insegnato il coraggio,
coraggio e la forza di vivere. Ciao Alex, pedala libero per l'universo. Much more than this, I did it my way. Alessandro Zanardi. E vediamo la vita, una vita piena di guai, di sfortune, ma anche che si sono rivelate una grande opportunità. E Zanardi, io l'avevo intervistato anni fa, mi aveva detto in fondo c'è chi sta peggio di me. Era un uomo che ha dato un esempio di determinazione, di coraggio incredibili. Vediamo un po' la sua storia in questo servizio. Una vita divisa in 3 parti per Alex Zanardi, prima e dopo il 2001 e poi dopo il 2020, data dell'ultimo drammatico incidente in Toscana. Prima quella da pilota, culminata con la Formula 1 tra il 1991 e il 1994, poi quella da atleta paralimpico con la handbike, la bicicletta adattata alla sua vita senza gambe, che lo ha portato a conquistare 8 medaglie alle Paralimpiadi. Dopo il primo incidente, sul circuito automobilistico di Lausitzring in Germania, che gli costò l'amputazione delle gambe, reagì e iniziò una seconda vita. Emozionanti i suoi frequenti incontri con i giovani, questo a Bassano nel 2019. Arrivano le difficoltà, arrivano dei momenti in cui le difficoltà sono ancora più grandi e sembra impossibile poter andare oltre, e la metafora dei 5 secondi significa questo: chiudi gli occhi se serve ma tieni duro, prova a tenere duro altri 5 secondi, è chiaramente una metafora, ma alle volte accade di riaprire gli occhi e scoprire che ti stava di fianco l'avversario ideale che tentavi di battere è effettivamente rimasto indietro. Da atleta paralimpico ha partecipato a tutte le maratone più importanti, compresa quella di Padova e Venezia, vinta più volte. Per me è un po' la maratona di casa, io proprio da casa parto direttamente con la mia handbike e arrivo lì a Villa Pisani per la partenza con grande facilità, quindi un appuntamento imperdibile. Strettissimo il suo rapporto con gli sportivi e i tifosi durante gli allenamenti sui Colli Euganei, che frequentava spesso, ad esempio Galzignano Terme, era uno dei suoi punti di partenza preferiti. Veniva fermato per un incoraggiamento o un selfie da quegli stessi sostenitori che ora attendono di tributargli l'ultimo saluto. È tutto a posto? Benissimo, te? Sempre sotto, eh? Hai finito? Sì, per oggi sì, stasera anche spinning, per cui leggero. Servizio di Federico Fusetti, e domani ricordiamo a Padova i funerali. Veniamo alla vicenda della Biennale di Venezia, lo scontro tra il presidente Buttafuoco e il ministro Giuli sul padiglione russo. Oggi la presentazione dei primi 3 artisti a Forte Marghera. Mi piace ripercorrere la proposta di Fabrice Aragnò e individuare nelle 5 dita che preannunciano la mano un racconto a noi contemporaneo. I would like to stress the proposal made by the artist Fabrice Aragnò, who in the 5 fingers that come before the very hand of the artist has something contemporary in it. Le 5 dita che arrivano prima di vedere la mano, adesso stringendosi nel pugno, ci portano in una dimensione che è quella attuale, ed è l'età della forza. The 5 fingers that come before the hand itself and that are now becoming a fist bring us in the current dimension, that is the age of strength, of power. Ed è una forza che non ci permette di vedere oltre l'orizzonte in cui ci è negata la possibilità di immaginare un futuro. And it does not allow us to see beyond the horizon that is currently denying us the possibility of a future. Ma siamo qui, immersi
in una realtà sociale viva e siamo qui a nutrirci d'arte perché l'arte ha una potenza ancora maggiore di ogni prepotenza. L'arte ci destina al futuro e ci dà la possibilità di cancellare le catastrofi. We are here in a reality that is feeding us with art. Art is even more powerful than any other power, than any other strength, and it is bringing us to the future, a future that is also erasing any catastrophe. Questo polline intorno a noi, questo dolcissimo calore che ci saluta, mi dà la possibilità di dire il mio grazie e di ringraziare Koyo Kuo, perché questa meravigliosa mostra saprà raccontare un domani migliore. Grazie. These pollens, these sweet... Allora, avete visto in diretta da Forte Marghera Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, che non cede, si è capito dalle parole sull'arte, che prevale su qualsiasi tipo di prepotenza. Quindi Buttafuoco, rimasto quasi solo a difendere il padiglione russo alla mostra alla Biennale di Venezia, continua, tira dritto nonostante le ostilità da parte dell'Unione Europea, da parte dello stesso governo, il ministro Giuli, che domani non sarà alla cerimonia inaugurale. Quindi una vicenda ancora aperta che non sappiamo ancora a quali conseguenze porterà. Allora adesso lasciamo Venezia e andiamo a una protesta, la protesta dei residenti di Isola Vicentina, perché c'è il progetto per un secondo impianto per il trattamento dei rifiuti. Andiamo in diretta da Mirko Cavallin, andiamo da Daniele Garbina e Simone Squarcina. A te, Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo proprio a Isola Vicentina, siamo in via del lavoro e alle mie spalle è questa l'area su cui dovrebbe sorgere questo secondo impianto di smaltimento rifiuti. Quello che vedete attraverso le immagini riprese dal collega Simone Squarcina è una zona che attualmente è stata oggetto di una sistemazione fondiaria, cioè praticamente è stato resettato il terreno, ecco, su cui ancora non sorge o non si vede ancora sorgere nulla. Ma è proprio qui che questo secondo impianto, come avevi accennato direttore, dovrebbe sorgere in questo comune, e la preoccupazione anche dei residenti, dei cittadini che lavorano e vivono anche, vediamo anche quelle case in lontananza, è molto alta, proprio per il rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, dei suoli, del traffico che insisterebbe di più con questo andirivieni di camion dei rifiuti. Ecco, qui in mano ho un documento proprio di un comitato spontaneo che è sorto, che abbiamo contattato e che purtroppo questa mattina non è disponibile ancora per parlarci al microfono per motivi di lavoro, però insomma è un documento dove sono state raccolte un centinaio di firme così subito nell'immediato, e una lettera accompagnatoria al sindaco dove i cittadini hanno voluto sensibilizzarlo, perché la cosa spaventa molto, non c'è, dicono, l'esigenza di un secondo impianto del genere e soprattutto le conseguenze che non sono state comunque coinvolti i cittadini per riuscire a discuterne, ecco, di questo impianto. Noi abbiamo sentito il sindaco che non era disponibile, però ci ha risposto, e sentite cosa ci ha detto. Occhio, sindaco. Le preoccupazioni dei residenti e quella delle aziende che insistono in quella zona industriale, che hanno investito in quei terreni, sono anche le nostre, le faremo sentire nella conferenza dei servizi. Siamo in una fase di verifica documentale, si aprirà poi la parte pubblica della procedura di valutazione ambientale, nella quale appunto potremo far sentire la nostra voce come amministrazione comunale, ma anche i cittadini potranno portare le proprie istanze.
Ecco, come avete sentito, il sindaco conferma anche la sua preoccupazione, la preoccupazione dei cittadini, che è diventata anche sua, e quindi ci ha garantito appena possibile, insomma, di coinvolgersi e di tenerci aggiornati, perché comunque è un aspetto che preoccupa anche l'amministrazione comunale. Quindi noi per il momento monitoreremo la situazione, abbiamo già sentito i cittadini che si sono resi disponibili nei prossimi giorni a raggiungerci, una delegazione, spiegarci meglio e sentire la loro voce proprio cosa stanno temendo. Direttore, se non hai domande dal momento da Isola Vicentina è tutto, e restituisco la linea. Grazie Daniele Garbini e Simone Squarcina. Torniamo a Forte Verghera perché sulla Biennale, oggi la presentazione dei primi terzi, si sta parlando il sindaco Brugnaro. Sentiamo. Io ho ospitato personalmente a casa mia 2 donne con 3 bambini ucraini quando sono scappati dalla guerra sotto le bombe. La città di Venezia ha ospitato migliaia di profughi ucraini, per cui non c'è dubbio sul nostro posizionamento. Ma crediamo che se cerchiamo la pace, come chiede Papa Leone, ha ragione evidentemente, dobbiamo parlare proprio, dobbiamo creare occasioni di incontro. E queste occasioni, guarda un po', sono proprio la cultura. E Venezia da sempre è stato il centro della diplomazia, il centro del dialogo. E tu la pace la fai proprio col tuo nemico. È proprio lì la grande difficoltà. E ci vuole qualcuno che comincia e ci vuole qualcuno coraggioso. I want to say that from the point of view of the war, we have no doubts. I have no doubts. I've always supported Ukraine. And I think that the European Union and our government should go on with their efforts to find the possibility of peace. Venice has been twinned with Odessa for our support to Ukraine. I myself hosted a family, 2 families with children at my home. In Venice we had thousands of Ukrainian refugees. But I think that if we really want peace, as also the Pope said, and I think he's right, we must be able to find chances to meet and discuss. And Venice has always been a center for dialogue and discussion. We should start from the beginning, and we should be brave enough to find the courage to start this discussion. Abbiamo chiesto autonomia alla Biennale, l'abbiamo difesa assieme alla Regione, assieme al Presidente della Regione. Riteniamo che Venezia in questo modo ha assunto un ruolo internazionale e siamo d'accordo, io sono d'accordo, sulla posizione del governo e dell'Europa, che ha voluto verificare che non ci fosse nulla di illegale o di intentato, perché fosse dentro totalmente il regime della legalità. Per cui penso che con questa affermazione, penso avere i titoli per poter chiedere al Ministro, magari durante quest'estate, perché faccio fatica a pensare che possa tornare indietro adesso, ormai è una questione. Però vorrei, da amico gli dico, è invitato a Venezia, io non sarò più sindaco, però penso che una stretta di mano, un abbraccio di nuovo tra Pietrangelo Buttafuoco e il ministro Giuli sarebbe una cosa bella, sarebbe una cosa di grande intelligenza, perché bene ha fatto il governo italiano e bene ha fatto la comunità europea a verificare tutto questo e a dire chiaramente qual è la posizione italiana, e siamo d'accordo che la politica estera la fa il governo italiano, non c'è nessun dubbio. Siamo italiani e siamo dalla parte del nostro governo. La Biennale è un'altra cosa, in questo momento penso possa essere utile, molto utile la nostra posizione in prospettiva. Vale per la Russia, vale per Israele, probabilmente vale anche per tanti altri paesi che vengono dimenticati, che però potrebbero essere e sono presenti a Venezia. We have always requested La Biennale to be autonomous, and we have wholeheartedly defended it as a municipality and as a regional authority. We believe that Venice, in taking its stance, has gained an international role. And I totally agree with the government that has decided to check that everything was regular and legally organized for this Biennale. But allow me to invite our Minister of Culture
to come to Venice. I will not be mayor any longer, but I invite him to come here and shake hands with his friend Pietrangelo Buttafuoco. The government was totally right. It is the Italian government that decides the foreign policy of our country. But Biennale is something different, and it can really be useful for the future of our relations with many countries, including Russia, Israel and other countries. È proprio per questo motivo che ha ottenuto la delega alla cultura, e credo, ho sentito i candidati adesso, sindaci che stanno facendo la campagna elettorale, non cito nessuno, ma ho sentito che vogliono dare la delega alla cultura a un assessore. Beh, io invece sono convinto di quello che ho fatto. La delega deve tenerla il sindaco, perché la cultura è uno dei poteri più grandi che ci sono nel mondo, è il famoso soft power. E se non si capisce questo e si pensa che la delega sia soltanto per capire qual è l'artista migliore, secondo me non si è capito che arma è la cultura. I kept for myself the role of Councillor for Culture. I heard that the candidates for the role of Mayor of Venice, some of them are proposing to have a Councillor for Culture, and instead I'm firmly convinced that culture is the strongest among soft powers, and it must be in the hands of the mayor. So I think culture must be managed by the mayor. Per cui rinnovo ancora al Ministro l'invito a venire a Venezia, mio personale ovviamente, a nome di tutta la città. E poi l'ultima cosa su cui voglio soffermarmi è su questo rapporto con la terraferma. Non è una cosa semplice per chi non conosce la città. Sono stati fatti più referendum per la separazione e ancora ieri ho sentito che sembra che l'unica proposta che gira è Venezia statuto speciale. Dove devo firmare? Accetto subito. Purtroppo sembra che non ci sia un piano B. La realtà è quella che è molto difficile ci concedano l'autonomia speciale. Questa è la realtà. Perché se mi dite il piano A siamo tutti d'accordo, tutti vogliamo Venezia, legge speciale, particolare, perché siamo una città speciale, siamo i numeri 1, eccetera, eccetera. Soldi per tutti, benissimo. Dove dobbiamo firmare? Dopodiché bisogna fare un piano di realtà, perché sembra che questi non abbiano un piano B. Il piano B, che è quello che purtroppo sarà la realtà, è che dobbiamo inventarci le entrate di questa città, dobbiamo inventarci i modi di fare, dobbiamo inventarci e dimostrare che siamo capaci di essere uniti. Ed ecco il tema della terraferma, perché forse a qualcuno nelle odi, nei palazzi ovattati non arriva a questa cosa. Questo è il motivo perché la Biennale sta facendo la preapertura qua a Marghera. È una lotta incredibile su questo, perché tanti non vogliono capire. Qualcuno con le pappucce di velluto non vuol capire che il popolo è qui. Non si vuole accettare probabilmente che questa città è una grande città, perché è una città di acqua e di terra, stato da mar e stato da terra. Questo lo dice la nostra bandiera. Il leone ha 2 zampe sull'acqua e 2 zampe sulla terra. Qui siamo sulla terra. E lo dico agli artisti che vengono da fuori. Questo sarà, vedrete nella vostra storia, sarà uno dei vostri più grandi onori essere stato tra i primi padiglioni. Questo è un padiglione che è diventato ufficiale da qualche anno, non da più di 10 anni. Da 10 anni con Barata ci ho litigato per portare qua le prime manifestazioni, ma non erano manifestazioni ufficiali, erano eventi collaterali. Poi, a furia di insistere, di battagliare e di convincere, col presidente della Biennale abbiamo condiviso che questo fosse un padiglione ufficiale della Biennale, per cui gli artisti che hanno iniziato qui entreranno nell'albo d'oro quando sarà il momento. La storia è lunga e i fatti restano. Questi artisti che esporranno qui, hanno esposto gli anni scorsi, gli ultimi 2 anni, e questi di quest'anno entreranno a buon diritto tra pionieri dell'arte che rimette insieme la città, perché se pensiamo di andare a fare competizione nel mondo, anche culturale, ma non solo, anche economica, vogliamo parlare di Porto Marghera, delle nostre grandi infrastrutture, dei soldi che qui sembra sempre che manchino, manca i soldi per la terza corsia, mancano per fare la stazione, ho dovuto tribolare le pene d'inferno, siamo una delle stazioni più trafficate, sono 7 anni che è finanziato, non riesco a farlo partire, a spiegare che devono mettere la stazione
A Roma si fa fatica, perché? Perché dobbiamo andare uniti, a prescindere dalle ideologie che ci sono. Qui stiamo parlando di elezioni amministrative e allora la terraferma è un tema di attualità e la Biennale, secondo me, con grande pregio, con grande valore, l'ha capito. Cioè, le grandi istituzioni mondiali come la Biennale ha capito che questo è un tema, il contatto con la realtà della città storica, che è qui, proprio a Forte Marghera, che è l'ombelico della città, perché da qui si presidiava la difesa, no, pensate all'esercito napoleonico che arrivava per poi conquistare Venezia. Qui sono state fatte le grandi battaglie di difesa e guarda caso finiamo sempre in guerre e battaglie. Allora, avete sentito in diretta il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, un accorato discorso in difesa del presidente Pietrangelo Buttafuoco, che insiste nel volere il padiglione della Russia, contrariamente a quanto dice il governo e anche l'Europa, e poi anche la difesa della terraferma. Questa è la preapertura proprio per dimostrare che la Venezia è una città par terra e par mar. No? Avete sentito come ha difeso anche diciamo, tutto il territorio del veneziano. Adesso invece ci spostiamo a Valbrenta con Mirko Cavallin e Renzo Rigon per la parte tecnica, perché continua l'odissea della strada statale 47 con altri lavori, asfaltature. A te Mirko. Buongiorno direttore, eccoci qua in un posto dove siamo venuti spesso purtroppo perché i problemi continuano ad esserci. Sono iniziati oggi, come dicevi, i lavori di asfaltatura, una trentina i chilometri interessati dal territorio di Romano d'Ezzelino fino al confine con la provincia di Trento, località Primolano, comune di Valbrenta. Siamo qui in una delle strettoie col sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli, perché qui da quello che risulta i lavori dovrebbero essere notturni. Sì, da quello noi abbiamo visto il comunicato stampa e dovrebbero essere notturni. Ovviamente noi siamo sempre soddisfatti quando ANAS investe nel nostro territorio. Ovviamente i lavori che sono stati concentrati in questo periodo sono stati tanti e quindi il traffico è in forte sofferenza, perché abbiamo la galleria di Arsie, una parte della galleria, lo svincolo piccolo di Arsie chiuso, abbiamo una strettoia per il completamento della riparazione straordinaria del viadotto di San Marino e adesso anche la posa del guardrail a nord di Cismon, quindi ci sono varie situazioni con restringimento di carreggiata, con un traffico che ha dimensioni notevoli come potete vedere. Insomma, la situazione non è mai semplice. Qui parliamo di almeno 20.000 veicoli medi al giorno, come potete vedere tantissimo traffico pesante. I gomiti del sindaco e di Renzo Rigon sono a rischio perché siamo proprio a bordo strada. 5 settimane di lavori, certo in tratti saltuari, ma che potrebbero incidere ulteriormente sulla lentezza del traffico che scorre di qua. Sì, anche perché ovviamente questo è un periodo particolare, noi sappiamo insomma che la statale 47 drena anche molto traffico dalla 22, tra breve insomma ci saranno anche le ferie della Pentecoste in Germania, con aumento di traffico che abbiamo verificato in tutti questi anni, quindi tutte queste situazioni che da un lato sono positive perché c'è cura dal punto di vista stradale del nostro territorio, dall'altro come si diceva comportano restringimenti importanti con corsie a 30 all'ora e quindi voi potete immaginare insomma nei momenti di punta di traffico come è stato ad esempio questo weekend cosa può accadere nel nostro territorio. 5 settimane fino al 12 giugno, allargando lo sguardo, i progetti, i programmi che riguardano questo asse nord-sud di potenziamento a che punto sono? Beh, noi adesso attendiamo un nuovo incontro con la Regione e con ANAS per cercare quantomeno di superare le problematiche che ci sono nell'ingresso a San Nazario e soprattutto il superamento di questo bypass, di questo centro di Carpanè che è un vero collo di bottiglia che impedisce insomma al traffico di fluire. Ovviamente il grande tema è il completamento della Valdastico Nord da un lato e l'ammodernamento della Valsugana. Sembra che queste siano le strategie che stanno guidando diciamo, le massime cariche istituzionali di questa regione e dello Stato. Noi ovviamente lavoriamo per l'ammodernamento della statale 47, però attualmente come si vede il traffico è tutto qua con motivi di preoccupazione rilevante.
ed è solo lunedì mattina. E allora con questa immagine ringrazio anche il sindaco per la disponibilità, Renzo Rigona alla parte tecnica, a te direttore. Grazie molte, grazie Mirko Cavallini e Renzo Rigonda Valbrenta con il sindaco. E adesso passiamo ad un giallo, la scomparsa a Budapest di un batterista padovano di 24 anni che aveva salutato gli altri musicisti ed è improvvisamente scomparso e irreperibile dal 1° maggio. Vediamo il nostro servizio. È dalla sera del 1° maggio che non si hanno più notizie di Davide Lucchelli, musicista padovano della band trevigiana punk rock Oggetto Sconosciuto, che ha fatto perdere le proprie tracce a Budapest, dove il gruppo si trovava per la prima tappa internazionale del tour all'estero. L'ultimo avvistamento del 24enne risale alle 20:30 in un parcheggio di Mester Utka 3032. Da quel momento il silenzio. A dare l'allarme sui social sono stati proprio i compagni di band, preoccupati per il mancato rientro dell'amico. I genitori hanno formalizzato la denuncia ai carabinieri di Padova, facendo scattare le ricerche con il coinvolgimento dell'Interpol. Dopo aver suonato a Treviso, Monteforte, Zarobranco, Trieste, Treviso, Venezia e Padova, il 1° maggio sarebbe stato in programma proprio la data ungherese, concerto che non è mai andato in scena. Gli investigatori mantengono il massimo riservo, ma tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un possibile incontro pericoloso. Il giovane si sarebbe separato dal resto della band solo pochi minuti prima della scomparsa. L'appello è a chiunque possa fornire elementi utili di rivolgersi alle forze dell'ordine. Ogni dettaglio può essere decisivo per ritrovarlo. Servizio di Marta Zatta, ed è una tragedia familiare quella che ha colpito la comunità di Montebelluna, dove viveva Roberto Bordini, 60enne morto in sella alla sua moto tra Adria e Portoviro. Insieme a Roberto viaggiava la moglie Alessandra Mazzonetto di 55 anni, una coppia affiatatissima che si spostava sempre insieme. Partiti da Montebelluna per andare a vedere la partita del figlio 24enne, studente universitario e calciatore della squadra Acli San Luca, impegnata nei playoff di terza categoria contro il Formignana a Ferrara, lungo l'argine del Po a Mazzorno Sinistro in provincia di Rovigo. La moto su cui viaggiava la coppia si è scontrata contro un'altra moto 125 di un ragazzo del posto. L'impatto è stato devastante, Roberto ha perso la vita sul colpo, la moglie Alessandra è stata sbalzata sull'asfalto ed è ora ricoverata in condizioni gravissime, così come il 16enne alla guida dell'altra moto. Si attende la data dei funerali per l'ultimo saluto a Fausto Lamonato, il 56enne imprenditore di Ponzano, morto nello schianto in sella alla moto a Monastier. Tra i vicini l'incredulità e la commozione. È stata veramente una notizia che ci ha preso veramente, ci ha colti impreparati, non mi sembra ancora vero, non ci sembra vero a tutti, perché era una persona fra l'altro stupenda, uno sempre pronto ad aiutare tutti, forse il vicino che tutti vorrebbero, perché qualsiasi cosa uno aveva bisogno lui c'era. Lo vedevo partire alla mattina presto col suo pick-up e così mi dispiace tantissimo per questa perdita. La voce rotta dal pianto è quella dei vicini che ancora non riescono a credere di non poter più incrociare il sorriso di Fausto Lamonato. Il pick-up del 56enne è lì nel parcheggio di via Divisione Folgore a Ponzano davanti all'abitazione. Ci saliva ogni mattina per andare nella sua azienda, la Intotecnica di Meolo, che aveva rilevato 10 anni fa con successo, esempio di imprenditore che si fa da sé, con coraggio e visione. Manca la sua Harley Davidson, la moto sulla quale ha trovato la morte nel tremendo schianto di Monastier. La 2 ruote sul campo, lui sul fossato dopo la sbandata fatale. Grande passione la moto, superata soltanto dal mare. La vela, le barche, la sua attività nella associazione sportiva Yacht Club MDV riempivano il suo profilo social. Una persona con una grande voglia di vivere, fra l'altro condividevamo un po' la passione per la vela, abbiamo fatto anche dei viaggi assieme. Io passavo per entrare a casa e lui: dai, vieni dentro, bevi un bicchiere, siediti, dai, hai bisogno di qualcosa. Era una persona meravigliosa. Una persona sempre con il sorriso in viso, semplice, ben voluta da tutti. Ci mancherà soprattutto sentirlo passare, salutarlo alla sera. Lui comunque era sempre gentile, era sempre solare. Mi mancherà, sì, un bel ricordo. Un quartiere sotto shock, pronto a stare accanto alla moglie Graziella.
In comune nel 2014 aveva anche tentato l'avventura politica con il Movimento 5 Stelle, un uomo pieno di entusiasmo e di vitalità. Una persona impegnata nel lavoro, come nella famiglia e come nel tempo libero. Spiace proprio. Era un uomo che si era fatto da sé perché aveva rilevato quell'azienda Meolo. Sì, io credo che riuscire oggi ad avere un'azienda è importante, e vuol dire che uno era anche una persona capace, secondo probabilmente volenterosa e coraggiosa. La sfortuna non l'ha aiutato. Servizio di Christian Arboit. Vediamo la prima pagina del giornale di Vicenza, ancora incidenti, scontro tra un camion in zona industriale. Sono due camion che si sono scontrati e uno dei due mezzi si è ribaltato. L'incidente in zona fiera, l'intervento della polizia locale per ricostruire la dinamica. Per fortuna non ci sono feriti. La sicurezza, partiamo con la sicurezza, è sempre una lunga pagina delle nostre edizioni perché c'è sempre tanta cronaca nera. Se ne è parlato a Spresiano con il ministro Carlo Nordio, il ministro della giustizia. I sindaci possono fare di più, ha confermato l'avvocato Fabio Crea, che cita anche il recente caso di Carbonera. Sentiamo. La sicurezza locale che deve essere sì certo garantita dalle forze dell'ordine nazionali e ovviamente anche dalla magistratura, dal Ministero della Giustizia, ma è molto importante il contributo direi quasi principale del sindaco, dell'autorità locale. La chiamata a sicurezza locale il ministro Carlo Nordio in un evento elettorale a Spresiano a supporto del sindaco uscente Marco Della Pietra, parole che ripropongono il tema delle armi a disposizione dei primi cittadini nel contrastare microcriminalità e devianza. Il ministro Nordio ieri ha detto una parola molto importante: la sicurezza locale, quindi la sicurezza urbana. Il contributo principale è proprio quello delle amministratori, cioè dei sindaci. È un concetto normato, è un concetto che vado a ripetere da tempo, è arrivata in maniera molto importante ovviamente l'interpretazione superiore a quella di tutti da parte del Ministro della Giustizia. Per l'avvocato trevigiano di Fratelli d'Italia Fabio Crea, che proprio sul fronte della sicurezza urbana più volte ha messo nel mirino il sindaco leghista Mario Conte, il messaggio di Nordio dal palco di Spresiano non lascia spazio a dubbi o interpretazioni. Il compito della sicurezza urbana e del presidio del territorio è compito dei sindaci, principalmente della polizia locale, come in un caso molto importante in questi ultimi giorni ha fatto in maniera molto opportuna e molto importante la brava sindaca di Carbonera, la Ortolan. Il riferimento è al presidio fisso attuato nei giorni feriali dopo gli episodi di violenza giovanile a Mignagola, culminati con il pestaggio di un tabaccaio. Mario Conte potrebbe prendere esempio anche da vari altri realtà locali. La Ortolan, in un momento in cui c'era la necessità di effettuare un presidio importante all'interno del proprio comune, ha attivato non le forze dell'ordine ma la polizia locale. Quindi questa è la rappresentazione, l'esplicitazione di ciò che è previsto dalle norme. Quindi che sia Mario Conte che sia un altro sindaco, il problema sicurezza all'interno delle città, che è sempre all'attenzione del governo, i decreti sicurezza, i 5 decreti sicurezza hanno insistito molto su quelle che sono modifiche e interventi soprattutto nella sicurezza urbana, vanno in questo senso. Continuano le scorribande dei ladri nel nostro territorio e ogni tanto però vengono pizzicati dalle forze dell'ordine. Sembrava una famiglia ungherese in vacanza, invece erano dei minorenni con nello zaino arnesi da scasso. Sentiamo. Trovati in stazione assieme a 2 minorenni con gli zaini carichi di attrezzi per lo scasso, una coppia di cittadini ungheresi sono stati bloccati a Padova assieme a 2 ragazzini di 15 e 13 anni a bordo di monopattini. I 4 erano appena arrivati in Italia. Nello zaino una trancia, un coltello con lama seghettata, un martello, una pinza, 2 cacciaviti, un paio di guanti da lavoro, un binocolo. La polizia, notando il grosso zaino appeso al monopattino, ha fermato i 4, in apparenza una famiglia in vacanza. Il
tredicenne però ha iniziato ad inveire contro gli agenti e ha tentato di scappare. I 2 adulti di 40 e 23 anni e i 2 minori di 15 e 13 risultavano domiciliati in provincia di Venezia. All'interno del loro zaino sono stati scoperti tutti gli arnesi da scasso. I 2 minorenni sono poi risultati ricercati in ambito europeo dalle autorità ungheresi come persone scomparse perché si sarebbero allontanati insieme da un istituto per l'infanzia in Ungheria senza autorizzazione lo scorso 19 aprile. Entrambi sono stati immediatamente trasferiti in una comunità per minori. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha messo nei confronti dei 2 adulti il foglio di via obbligatorio da Padova per 3 anni e la segnalazione per possesso ingiustificato di arnesi per lo scasso. Probabilmente i 2 puntavano a compiere furti in città sfruttando i 2 ragazzini minorenni. Servizio Valentina Visentino, oggi in regia ci sono Italo Morao e Tommaso Migot. Vediamo dall'Arena di Verona un altro fatto di cronaca: tentano di rapinare un barbiere impugnando un coccio di vetro. Denunciati 2 giovanissimi, individuati 2 ragazzi di 22 e 16 anni che in gennaio avevano fatto incursione nel negozio nel Mantovano. Il più giovane è residente a Erbè, siamo nel Veronese. E sono stati arrestati per aver sequestrato un giovane e chiesto il riscatto al padre per la liberazione del figlio. Questo episodio, alla base del quale ci sono questioni di droghe, è avvenuto a Pordenone, indagine condotta da squadra mobile coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Trieste. Sequestrato nella notte vicino al tribunale di Pordenone, caricato in auto e picchiato, poi la richiesta di riscatto al padre, 1.000 euro per rivedere il figlio, ma la banda non l'ha passata liscia. L'indagine condotta dalla squadra mobile di Pordenone e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Trieste ha portato a 4 arresti. Si tratta di 3 giovani, poco più che maggiorenni e un minorenne. La vittima, un ragazzo di 21 anni, tutti italiani. Il sequestro, alla base questioni di droga, risale alla notte fra il 20 e il 21 marzo. L'episodio ha origine da una trattativa per l'acquisto di cocaina. Il gruppo di giovani aveva contattato il 21enne per fargli fare da intermediario con un pusher. Combinato l'incontro con un venditore di origine straniera, erano sorti dei problemi per la quantità di stupefacente. Il pusher aveva minacciato i presenti con un coltello per poi scappare. Convinti di aver pagato la cocaina più del previsto, i 4 giovani se la sono presa con il 21enne che aveva fatto da intermediario all'incontro. Col pretesto di volersi scusare per averlo messo in difficoltà, il gruppetto ha dato appuntamento alla vittima in una zona a 2 passi dal tribunale. A quel punto hanno rapito il ragazzo, lo hanno caricato in auto e picchiato per poi telefonare al padre e chiedere 1.000 euro di riscatto. Il genitore ha pagato parte della somma, ma poi ha avvisato la polizia. Le indagini si sono concluse rapidamente, anche perché il punto dell'incontro fra aggressori e vittime era coperto da telecamere, incluse quelle del tribunale, che hanno permesso di ricostruire i movimenti dei sequestratori. Dopo l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Trieste Francesco Antoni, i 3 maggiorenni sono stati tradotti in carcere, mentre il più giovane, per il quale procede il Tribunale dei minori, è ai domiciliari. Gli indagati dovranno rispondere dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni. Sequestro di Gianluca. Il servizio di Gianluca Paladin. Vediamo ancora sulla sicurezza il prefetto di Vicenza Filippo Romano che annuncia la conclusione delle pratiche per collegare la videosorveglianza di una ventina di comuni con le forze dell'ordine. Stiamo anche procedendo con l'allargamento del novero dei comuni che hanno la videosorveglianza collegata alle forze di polizia. Una ventina di comuni stanno aderendo a un nostro nuovo bando, chiamiamolo così, e intorno alla seconda o terza settimana di maggio organizzeremo, e ve ne daremo preventiva notizia, una firma di questi nuovi protocolli. Si rafforza il patto per l'attuazione della sicurezza urbana non solo nel comune capoluogo ma in tutta la provincia iberica. Per rafforzare la prevenzione e collegare in tempo reale le immagini riprese dalla rete di telecamere comunali non significa solo monitorare la situazione al presente. E a cosa serve la videosorveglianza? Una volta serviva soprattutto come deterrenza generica e a trovare delle prove quando ormai il crimine era stato commesso o anche banalmente l'incidente stradale, ecco. Adesso la videosorveglianza ha una marcia in più, all'intelligenza artificiale, quindi può segnalare dei movimenti sospetti
prima ancora che il reato venga compiuto. Noi ci auguriamo che questa nuova frontiera ci aiuti a migliorare la sicurezza. Stretta è la collaborazione dei sindaci con le forze dell'ordine alla prefettura, ma cosa succede nei comuni attualmente amministrati con un commissario prefettizio? I nostri sindaci sono bravissimi e sono anche molto veloci e rapidi. Chiaramente il commissario si trova in una situazione temporanea, di breve tempo, ma un po' favorita perché, avendo in sé anche i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, è più veloce, nel senso che c'è un solo passaggio anziché 3. Ecco, questo è da dire. Certe volte poi il commissario, ma parlo in generale, non di questa provincia, il commissario ha una posizione, diciamo così, di estraneità all'ente che può giovare in alcune situazioni più incancrenite, più problematiche. Non è il caso ovviamente del controllo di vicinato. Noi abbiamo già decine di comuni che hanno il controllo di vicinato e anche qui posso dire che entro un tempo ragionevole li avremo tutti. Vediamo adesso il caso dei migranti che dormono, che hanno dormito sotto i portici a Treviso e che poi si sono detti scontenti dell'ospitalità che gli è stata loro offerta da un imprenditore che ha pagato l'albergo, il vitto e l'alloggio per una settimana. Mirella Tuzzato, rispetto alle proteste di questi ragazzi, ha parlato di ingratitudine, e vediamo anche Mario Conte, che è esasperato, il sindaco di Treviso, è pronto a chiedere un incontro con il ministro degli interni Matteo Piantedosi. Chiederò al ministro Piantedosi la possibilità di poterci incontrare per raccontare quanto sta succedendo nei nostri territori, ma soprattutto per trovare insieme delle soluzioni che possano essere condivise e possano mettere i sindaci nella condizione di poter operare nel migliore dei modi. I numeri stanno diventando troppo importanti per qualsiasi forma di organizzazione, quindi si esce addirittura dalla volontà, dalla disponibilità e dal cuore che ognuno di noi può mettere. Qui la situazione rischia di diventare ingestibile. Dopo gli sgomberi, i tavoli in prefettura, le polemiche, Mario Conte tiene il punto e lancia un out-out ai piani alti della politica. Si guarda al Viminale e alle ripercussioni locali di un fenomeno globale, l'immigrazione appunto. Io credo che molto responsabilmente questi flussi vadano fermati, nel senso che noi non possiamo farci carico di un numero così elevato di persone che aumenta di giorno in giorno, che hanno delle esigenze, che hanno delle culture molto diverse dalle nostre. La diversità tra culture genera sicuramente ricchezza, però è altrettanto vero che in questa fase qua i disagi superano l'opportunità. I territori sono saturi, dice il sindaco di Treviso, presidente dell'Anci Veneto. Sullo sfondo le tensioni per la gestione dei migranti sgomberati da Parc dal Negro e dall'area Appiani, parcheggi che, ripete Conte, non sono dormitori. L'ultima scintilla è stata innescata dalle lamentele di un migrante in particolare all'interno del gruppo ospitato ormai da quasi 10 giorni in albergo, e questo grazie alla generosità di 2 imprenditori. Guarda, abbiamo mangiato 3 giorni, oggi è il terzo giorno questo che abbiamo mangiando. Il video di Ali è presto diventato un caso. La stessa Mirella Tuzzato, a cui si erano rivolti i benefattori per trovare degli alloggi, ha parlato di un gesto che rischia di nuocere a tutti. Conte, da parte sua, è tranchant. Se tu vieni qui e rifiuti l'ospitalità, non gradisci l'ospitalità che ti viene generosamente offerta da un imprenditore, credo che tu innanzitutto manchi di rispetto al paese ospitante. La questura dovrebbe prendere in considerazione le loro posizioni per allontanare. Penso sia il minimo, insomma, se non ti va bene l'idea di dormire e mangiare a Villa Fiorita, credo che è giusto che tu te ne torni a casa. Intervista a Mario Conte di Christian Arboit. Intanto sono comparsi dei cartelli provocatori in alcuni punti nevralgici della città, dai Parc dal Negro e Appiani al Viottolo sotto i portici a ridosso di Casugana. Riguardano sempre la questione di questi migranti. Persone costrette a dormire all'addiaccio dalla inerzia delle istituzioni, così recita il provocatorio cartello turistico posizionato da Coalizione Civica per Treviso in alcuni punti nevralgici della città, finiti sotto i riflettori ultimamente per il nodo migranti. Parc dal Negro, Parc Appiani, il Viottolo sotto i portici a ridosso di Casugana. Eccole dunque le indicazioni in marrone, un cartello, dice l'esponente del movimento Gigi Calesso, per rendere visibile l'invisibilità. Vogliamo che la città si renda conto di quali sarebbero le indicazioni se riguardassero anche i lati più oscuri del nostro vissuto quotidiano, in particolare in questo caso quello che riguarda le persone costrette
a dormire all'addiaccio. Riteniamo che questa situazione, che si nasconde dietro la vetrina della città ricca e turistica, vada messa in evidenza. Mentre i cartelli sono già un caso, Calesso elenca le buone pratiche di altri capoluoghi, l'affitto civico di Bologna, il piano per l'abitare sociale di Vicenza, la limitazione degli affitti turistici a Verona. Il tema è politico e non solo, come racconta Isaac Lodi Casagrande, esponente trevigiano del Movimento 5 Stelle. Mio nonno è italiano al 100%, durante il periodo fascista era andato giù in Etiopia proprio per la conquista. Lui è rimasto là e poi siamo nati noi, diciamo, io e mia sorella. Io sono italo-etiope, quindi diciamo che è una cosa in più per me, quindi questa mi va bene. E non ho mai trovato qualche razzismo o roba del genere, perché tanti dicono il Veneto è razzista. No, il Veneto non è razzista. Se una persona è razzista è ignorante ed è diverso. Io sono stato bene dalle superiori, medie, elementari, l'asilo, mai avuto problemi, sempre legato con tutti. Dobbiamo dare un'opportunità anche a queste persone a crescere e a legare, un'inclusione. Andiamo adesso a Mogliano, se non ho visto male, perché parliamo di pensioni con Daniela Sizia e con il nostro operatore per la parte tecnica c'è Nicoletta Rizzetto. Ne parliamo con esponenti della CISL perché di pensioni si sta parlando, soprattutto delle prospettive molto amare, almeno per ora, per i giovani. A te Daniela. Sì, buongiorno direttore, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, lo hai detto tu, è una situazione difficile questa, soprattutto in un momento geopolitico molto complicato. Siamo qui a Mogliano per parlare anche di Solidarietà Veneto con il fondo complementare che è uno dei pilastri, ce l'hanno detto più volte. E per parlare di giovani che sono in grande difficoltà, qual è il futuro? Ne parliamo proprio con Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL del Veneto. Intanto buongiorno. Buongiorno, grazie. E con Paolo Stefan, direttore di Solidarietà Veneto. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Dunque, situazione difficile, l'abbiamo detto, a parte la situazione geopolitica, cosa si può fare? Qual è il futuro per questi giovani? Il futuro per i giovani è investire in servizi, dare opportunità di sviluppo professionale, ma soprattutto i servizi sociali. Per questo noi pensiamo che la direzione che ha intrapreso la Regione sia quella corretta, quella di investire in politiche abitative, quindi 50 milioni che sono stati destinati, ma anche i 30 per le politiche degli alloggi ESU, che sono un altro grande tema per chi vuole venire a studiare nella nostra Regione. Però soprattutto serve un grande coinvolgimento di tutto il territorio, delle parti sociali, quindi quella condizione che ha generato poi un grande patrimonio del nostro territorio, che è quello proprio di cui abbiamo visto oggi Solidarietà Veneto, perché nasce dalla contrattazione collettiva. C'è un po' di sfiducia da parte dei cittadini e da parte soprattutto dei giovani? Sicuramente sì, perché continuano ad andarsene dal nostro Veneto i giovani, però noi siamo convinti che si possano creare delle opportunità di crescita, di rimanere nel nostro territorio. Per farlo però bisogna dare delle opportunità ai giovani di rimanere grazie ai servizi, grazie alle politiche abitative. Quello che stiamo dicendo da molto tempo alla Regione, ma ci pare che in questo senso la nuova giunta regionale stia dando dei segnali molto chiari. Senta, si parla di risparmi, la gente non riesce più nemmeno a risparmiare, cosa si può fare? Direi che c'è risparmio e risparmio. Il risparmio forse tradizionale ha qualche battuta d'arresto, ma ricordiamo che il Veneto è un popolo di risparmiatori e in effetti nella previdenza complementare, che è una forma di risparmio da sganciare dal resto del risparmio, è la forma di risparmio per la futura pensione. Ecco, qui il risparmio c'è. Non è certamente il risparmio delle grandi cifre, è un risparmio concentrato, ben costruito sulla retribuzione media e sta consentendo a più di 180.000 persone in Veneto di costruire una futura pensione in modo pragmatico, lasciando perdere le polemiche, comprendendo che ci sono le difficoltà dei sistemi pensionistici pubblici, ma risolvendo il problema attraverso la cultura del risparmio. E questo è soprattutto per i giovani? Certamente, a cominciare proprio dai giovani. Ricordiamo che in Veneto sono numerosissime intanto le persone che si sono iscritte o che hanno iscritto i loro figli come soggetti fiscalmente a carico, ma negli ultimi 5-6 anni sono soprattutto i giovani a iscriversi a Solidarietà Veneto, comprendendo che c'è il problema e trovando una soluzione. Stiamo parlando della maggior parte delle persone con un'età media di adesione superiore, di poco inferiore ai 36 anni. Un'ultima domanda, abbiamo detto bisogna fare di più per i giovani,
questi fondi sono essenziali, sono fondamentali soprattutto in questo momento? Sì, i fondi integrativi costituiscono il secondo pilastro, noi dobbiamo lavorare per il terzo pilastro, dobbiamo lavorare per migliorare le condizioni del lavoro e lo dobbiamo fare attraverso la contrattazione collettiva. E quando c'è la compartecipazione di tutti i portatori di interesse del territorio, la prova sono i risultati. Il Fondo Solidarietà Veneto è un'eccellenza non solo del Veneto ma di tutto il Paese e quindi noi pensiamo che il Veneto possa dire ancora molto proprio in questa direzione. Grazie. Al governo chiedete qualcosa? Ma noi non siamo soliti chiedere, direi che Solidarietà Veneto è il risultato più che di una richiesta al governo, alle istituzioni, di un accordo tra persone, tra aziende, lavoratrici e lavoratori che di fronte a un problema 36 anni fa hanno deciso di costruire dal basso una soluzione. Ecco, al governo potremmo soltanto chiedere un ground, un disegno normativo che possa consolidare questa scelta che viene dal basso, dal territorio, senza creare crisi di fiducia e orientando il futuro delle persone. Grazie davvero. Da Mogliano è tutto, direttore, ti restituisco la linea. Molte Daniela Sizzia, Nicoletta Rizzetto, i loro ospiti. Restiamo sul fronte economico, adesso tra poco andremo a sentire Mario Pozza a Belluno sui rischi che corrono le imprese del Veneto, ma c'è preoccupazione anche in Friuli Venezia Giulia. Sentiamo che cosa ha detto Massimiliano Fedriga, il presidente del Friuli Venezia Giulia, che ha parlato del rischio che stanno correndo le aziende europee in questo momento di crisi internazionale ed è tornato anche ad analizzare l'iter per il ritorno alle province elettive. Sentiamo. Perché devo dire che a livello internazionale anche il sistema delle imprese rischia di essere fortemente colpito. Io sono molto preoccupato per i mesi a venire. Credo che la situazione europea sia particolarmente delicata, è un continente che ha dimenticato il comparto produttivo e della filiera produttiva e oggi ne stiamo pagando le conseguenze. Prevedo veramente mesi complicatissimi per tutta Europa e quindi su questo noi dovremo cercare ovviamente di affrontare la situazione aiutando le imprese, ma con la consapevolezza che se l'Europa non si muove il futuro del continente è fortemente a rischio. Per quanto riguarda invece le province, avete detto a settembre la legge, però sono uscite le prime indicazioni, listino bloccato? Non c'è listino bloccato. Noi abbiamo un sistema, l'ipotesi, perché poi ne discuteremo ovviamente, non è che è scritto sulla pietra, ma con collegi uninominali di coalizione. Perché lo facciamo questo, che è il passaggio principale? Perché i cittadini finalmente quello che voteranno sarà eletto. Così, col vecchio sistema delle province cosa succedeva? Che se, è complicato da spiegare ma è giusto che i cittadini lo sappiano, che se a un partito spestavano 5 seggi, e nel sesto seggio però quello stesso partito aveva il candidato più votato di tutti, quello più votato di tutti non veniva eletto, facevano eleggere quelli che venivano dopo. Non è normale che in un collegio dove i cittadini scelgono un candidato, quel candidato non sia eletto. Con i collegi di coalizione questo problema viene superato e poi viene superato il problema che alcuni collegi potevano non avere l'eletto e quindi una parte di territorio rimaneva senza rappresentanza. Cosa servono i listini? I listini in realtà servono per andare a dare o il premio di maggioranza nel caso in cui i collegi uninominali non garantiscono un numero sufficiente per raggiungere quel premio, o garantire il diritto di tribuna dell'opposizione nel caso ci sia un successo straordinario della coalizione vincente e che quindi ci sia un diritto della coalizione di partecipare all'assemblea. Ma i listini servono a questo, non è che sono dei listini bloccati a parte, perché infatti l'ipotesi può essere anche che già i collegi determinino gran parte dei seggi e soltanto una piccolissima parte si parla di 1 o 2 eletti dei listini per forza politica circa. Così il Presidente Fedriga che ha accennato alle aberrazioni dei sistemi elettorali italiani, come sappiamo non ci sono le preferenze per i nostri parlamentari, lì addirittura ha citato il caso di chi ha più voti ma non viene eletto, cioè vengono eletti gli altri, cioè siamo solo in questo Paese. Allora adesso torniamo però all'economia, alle conseguenze delle decisioni del Presidente Donald Trump che ha messo i dazi del 25% sulle auto europee e c'è anche la questione dell'ostilità degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa e dell'Italia con la minaccia di svuotare le basi militari. Andiamo in diretta da Tiziana Bolognani e da Stefano Bozzi con un ospite importante perché
tutto questo si riflette sull'economia del Veneto, che è a sua volta a rischio. A te Tiziana. Sì, direttore, buongiorno. È proprio così, questo annuncio proprio il 1° maggio del Presidente degli Stati Uniti che ha di fatto dichiarato nuovamente guerra all'Europa e a un certo settore economico dell'Europa che poi è trainante per l'Italia soprattutto, e il Veneto, se vogliamo scendere nel dettaglio, cioè quello di aumentare i dazi dal 15 al 25% sulla produzione delle auto, ad eccezione delle auto prodotte negli stabilimenti che sono europei ma che stanno negli Stati Uniti. Presidente Mario Pozza, Presidente della Camera di Commercio di Belluno e Treviso, questa è una vera e propria dichiarazione di guerra. Come l'avete appresa e quanta preoccupazione c'è? Sì, è l'ennesima presa di posizione del Presidente Trump, che comunque è un po' da prendere anche con le pinze, perché sappiamo quanto sia molto eloquace, no? Come nei prossimi giorni ci sarà la visita del segretario di Stato J.D. Vance a Roma, e ci sarà anche un chiarimento quanto sembra con la Presidente Meloni, e auspichiamo insomma che si trovi una soluzione. L'Italia e l'Europa in questo momento è sotto tiro, ovviamente perché non ha dato quell'appoggio al Presidente Trump per la guerra in Iran, ma non ha chiesto niente, quindi aspettarsi che ci sia un appoggio così per partito preso non poteva essere che diversamente la posizione dei nostri paesi. Io credo che questa situazione si dovrà trovare una quadra, perché anche loro hanno bisogno dell'Europa, e quindi sappiamo che questa situazione sta generando criticità, perché l'aumento dei carburanti riguarda non solo il settore dell'autotrasporto, riguarda le famiglie, riguarda tutta l'economia, e non è più sostenibile neanche per gli Stati Uniti stessi. Si sta per arrivare quasi a $5 al barile per loro, no, alla loro unità di ecco. Perciò insomma siamo preoccupati da una parte, dall'altra insomma vediamo cosa accadrà nel fine settimana. Il Presidente parlava per l'appunto di questi nuovi aumenti dei carburanti, si parla in Italia del nuovo di un taglio di accise rimodulato, e pur tuttavia oggi alla pompa i prezzi soprattutto di benzina e GPL hanno subito dei rincari, un lieve calo invece finalmente si può dire per quanto riguarda il gasolio, ma insomma così davvero Presidente non si può andare avanti. Lei tra l'altro arriva anche dall'Assemblea Nazionale di Union Camere, il sentiment qual è? Ma il Ministro Urso, che ha presenziato alla nostra Assemblea, indubbiamente anche lui preoccupato, però dice insomma il Made in Italy ha tante opportunità, perché insomma è il prodotto più copiato, quindi c'è un suo valore aggiunto rispetto a altri. Dobbiamo continuare a produrre con qualità, con professionalità, e questa è la nostra arma vincente. Non possiamo certamente competere con Cina, India, quei paesi lì che la manodopera costa niente, però sulla qualità del prodotto nessuno ci batte. Però ovviamente la preoccupazione per i costi è palpabile. Vediamo quanto stanno aumentando le bollette elettriche, solo per citare la bolletta, ma vediamo le code dove nei distributori costa meno il gasolio. In provincia di Belluno vediamo anche qual è il prezzo, poi i prezzi al consumo. Ricordiamo che la provincia di Belluno, la città capoluogo secondo i rilievi dell'Istat del mese di marzo, continua a restare saldamente sul podio tra le città capoluogo più care d'Italia. Più care d'Italia, e poi da considerare che qui il riscaldamento non lo accendi a novembre, ma lo devi accendere a fine settembre e spegnere a maggio, e quindi ci sono dei consumi ulteriori. Si va a impoverire qual è la potenzialità delle famiglie nella spesa, e di conseguenza mancata produzione, mancata vendita, e questo va a far sì che si rallenti l'economia, che è quello che non vogliamo. Ringrazio il Presidente della Camera di Commercio di Belluno Treviso, Mario Pozza. Direttore, ti restituisco la linea. Certo, questo è un argomento che avrebbe necessità di grande tempo di sviluppo per l'approfondimento. Speriamo
nel frattempo che il presidente Trump cambi idea. Ti restituisco la linea. Grazie molte. Sempre che poi a novembre con le elezioni del midterm non prenda una bastonata da parte degli elettori e magari non decida di andarsene. Il 62% degli americani in questo momento è contrario all'operato del capo della Casa Bianca in Medio Oriente, non solo in Medio Oriente, perché pensate che negli Stati Uniti la benzina è aumentata del 50%. Quindi immaginatevi lo stato d'animo degli americani e anche dei fautori del tycoon. Allora adesso andiamo in pubblicità con Italo Morao e Tommaso Migotti in regia. State con noi, grazie. Un altro incidente stradale, vediamo la prima pagina dell'Arena di Verona, un'auto che si è schiantata contro un camion in Transpolesana ed è finita nel campo, è grave. Un 28enne è successo sulla Transpolesana, notizia arrivata poco fa. È stata posta una targa ricordo con foto e dedica sotto alla magnolia piantata per Stefano Angonese, 13enne che venne ucciso da un'auto il 7 settembre scorso sull'altopiano di Asiago. Una targa con una frase che recita: un albero per ricordare Stefano, un'anima che continua a fiorire nella nostra memoria. Diciamo che richiama la magnolia perché sarà una compagna d'avventura, a nome di mio fratello, che accompagnerà tutti i nuovi studenti dell'istituto. Una targa in memoria del piccolo Stefano Angonese, il 13enne travolto e ucciso da un'auto lo scorso 7 settembre a Tortima di Lusiana Conco, a pochi metri da casa. La targa è stata collocata proprio sotto alla magnolia piantata in suo ricordo nel giardino della scuola, l'istituto comprensivo Padre Mario Pozza. La frase è stata scritta dall'istituto e dai suoi compagni di classe, di scuola. Abbiamo messo una lastra di marmo e con accanto una foto. È stata fatta a giugno ad Arezzo, che è andato in vacanza insieme a un suo compagno di classe, insieme alla mamma anche la mamma del suo compagno di classe. Mi diceva, mentre eravamo in chiamata: Samuele, vorrei la motocross. A 14 anni studio per il patentino. Infatti questa foto è stata tratta che mentre la guidava uno e diciamo: dai, aspetta ancora un po' che a 14 anni ti fai il patentino, dicevo sempre. Ma le iniziative per mantenere vivo il suo ricordo non si fermano qui. Una signora anonima ha voluto donarci una panchina e metterla nel parco giochi come punto di ritrovo per tutti i suoi compagni di classe, ma anche non solo, per tutti i ragazzini, per tutti i bambini che passeranno, come punto di riposo a nome di mio fratello. E poi una borsa di studio a lui intitolata, destinata agli alunni e alle alunne dell'istituto secondario di primo grado di Conco. Insieme alla scuola abbiamo deciso, come monito per tutti gli studenti, di fare una borsa di studio collegata a una delle sue più grandi passioni, la bicicletta. Come argomento è stato scelto la bicicletta attraverso la storia e speriamo che sia un'iniziativa che continuerà nel corso degli anni. Riguarda un PowerPoint e viene fatto sia una parte in lingua inglese e una parte più rilevante verso la storia. Ora il suo nome brilla anche nel cielo con una stella per lui. È stata anche una sorpresa per noi la stella, perché all'inizio è stata fatta per un evento, infatti noi non lo sapevamo. Dopo, guardando bene tutte le carte, abbiamo scoperto che la stella è sotto la costellazione del segno zodiacale di quando è nato Stefano. Servizio di Nancy Galdi, vediamo adesso la pagina degli incendi, perché sono fiamme dappertutto. Vediamo l'intervento dei Vigili del Fuoco per l'incendio divampato in un appartamento nel quartiere Arcella a Padova. È stato evacuato l'intero stabile. Fiamme nel primo pomeriggio di ieri in un appartamento al terzo piano di un palazzo di via Antonio da Murano nel quartiere Arcella a Padova. Le squadre arrivate dalla sede centrale di Padova e dal distaccamento di Abano Terme hanno lavorato per ore per spegnere l'incendio ed evacuare l'intero stabile invaso dal fumo. Fortunatamente nessuna persona era presente all'interno dell'abitazione al momento dell'incendio. I tecnici dei Vigili del Fuoco, dopo aver messo in sicurezza l'area, hanno avviato gli accertamenti per determinare l'origine del rogo.
E prosegue l'intervento dei Vigili del Fuoco per l'incendio che ha interessato un capannone adibito a deposito di rotoballe di un'azienda agricola in via Garibaldi a Taglio di Po, siamo in provincia di Rovigo. Al lavoro le squadre del distaccamento di Adria con il supporto dell'autobotte chilolitrica della sede centrale di Rovigo, coordinate dalla dirigenza. Il rinforzo anche personale del comando di Ferrara. Il deposito coinvolto dalle fiamme si estende su una superficie di circa 4.000 metri quadri. Le operazioni hanno consentito di evitare la propagazione dell'incendio ai depositi limitrofi e alla stalla adiacente con il bestiame. Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri al Parco Langer, sempre a Rovigo, mobilitando diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Rovigo e Castelmassa. L'allarme è scattato poco dopo le 17, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente all'interno dell'area verde. A complicare le operazioni di spegnimento il vento, che ha spinto i piumini incendiati a distanza, generando numerosi focolai secondari e rendendo più difficile il contenimento del rogo. Per sostenere le operazioni di terra è stato richiesto anche l'intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco impegnato nei lanci d'acqua sulle zone più critiche. Le squadre stanno lavorando intensamente sia per domare le fiamme sia per proteggere le abitazioni situate nelle vicinanze del parco, potenzialmente a rischio a causa dell'avanzare dell'incendio, ma l'incendio, sappiamo, è stato poi domato. Ed è stata una domenica di mobilitazione a Campo Croce di Mogliano per un altro incendio, questa volta nella palestra della frazione. Si tratta di un fenomeno di combustione lenta, già ingentissimi i danni, oltre ai Vigili del Fuoco in campo anche la Protezione Civile. Dal pomeriggio è stato attivato un servizio di sorveglianza. Si sono accorti che praticamente l'isolante che sta all'interno della muratura, che è un isolante di legno pressato, posato 25 anni fa quando è stata costruita la palestra, aveva preso fuoco, un fuoco senza fiamma libera, una combustione lenta che aveva coinvolto metà della facciata est e una parte della facciata nord. Sono già ingentissimi, centinaia di migliaia di euro, i danni riportati dalla palestra comunale di Campo Croce a Mogliano Veneto, dove da 2 giorni si registra il via vai degli operatori. L'allarme è stato lanciato dalla squadra locale di volley a ridosso della partita. Immediato l'arrivo dei Vigili del Fuoco per una prima messa in sicurezza. Nella notte però la combustione è ripresa in maniera subdola, da qui una seconda mobilitazione. È un intervento difficile per i Vigili del Fuoco che ringrazio. Ieri c'erano 2 squadre qui a Campo Croce, oggi una squadra. Purtroppo è un incendio difficile da spegnere perché siamo proprio all'interno della muratura. Hanno dovuto creare dei fori sui muri e buttare dentro acqua e schiuma. Fortunatamente la copertura in legno della palestra non è stata intaccata e fortunatamente ieri c'era una partita, perché se si arrivava a lunedì e a domani poteva essere troppo tardi. Ecco perché non c'è la fiamma, non si vedono fiamme. Non si vedono fiamme, solo un po' di fumo e questo odore acre, insomma, di legno compattato che brucia lentamente. Il tutto si sarebbe innescato da alcune scintille nel corso dei lavori di manutenzione della copertura, ma al momento non è facile stabilire con esattezza le responsabilità. Di certo il quadro è in evoluzione, la palestra ora è chiusa per le squadre che qui si allenano, saranno trovate soluzioni temporanee. Abbiamo anche attivato la Protezione Civile che farà della guardiania a partire da oggi pomeriggio, quando l'intervento dei Vigili del Fuoco sarà finito, per capire, per vedere, controllare che non ci siano altri focolai, insomma, che continuano a fare questa combustione lenta. 2 interventi del soccorso alpino nel fine settimana per recuperare escursionisti feriti sui colli euganei questa volta. 2 escursionisti sono stati tratti in salvo dal soccorso alpino di Padova, che è stato attivato domenica pomeriggio. La prima, una turista olandese di 59 anni che si era ferita ad una caviglia mentre con il marito si trovava sul Monte Ceva a Montegrotto Terme.
La donna è stata raggiunta da una squadra di 5 soccorritori che le hanno immobilizzato il piede per poi caricarla in barella e trasportarla per 500 metri fino al punto di ritrovo dell'ambulanza. La seconda allerta è scattata poco dopo per un escursionista 36enne moldava che aveva riportato un trauma a tibia e caviglia durante una camminata con la famiglia sul Monte Venda nel comune di Galzignano Terme. La squadra è arrivata sul luogo del secondo incidente con l'elisoccorso. L'infortunata è stata recuperata con il verricello e trasportata all'ospedale di Schiavonia. Servizio di Francesco Rattai, è un caso di tetano nel Padovano con un'anziana ricoverata in terapia intensiva. È ricoverata in rianimazione in condizioni stabili all'ospedale di Abano Terme, un'86enne contagiata dal tetano. L'anziana si è rivolta al pronto soccorso degli ospedali riuniti Padova Sud a Schiavonia. Il tetano è una malattia rara, molto rara, abbiamo 1 o 2 casi in provincia di Padova ogni anno, ma necessita di cure importanti, appunto in rianimazione, con delle immunoglobuline specifiche, antibiotici mirati e anche dei farmaci miorilassanti. La diagnosi è stata fatta su base clinica perché aveva la manifestazione del cosiddetto trisma, cioè una contrazione della mandibola che non si riesce ad aprire. L'anziana nei giorni precedenti si era ferita mentre stava facendo dei lavori nell'orto di casa. Il tetano è una malattia infettiva grave, potenzialmente letale ma non contagiosa. Le spore di questo batterio si trovano nel terreno, nella polvere e tra le feci umane e animali. Ci si contagia attraverso tagli e ferite derivanti da contatto con oggetti o materiali contaminati. I sintomi sono la paralisi, gli spasmi e le contrazioni muscolari. La guarigione richiede tempi lunghi. I casi di tetano fortunatamente sono rari. Uno si era verificato lo scorso anno nell'Alta Padovana, dove una donna si era ferita con un ferro arrugginito e grazie ad una diagnosi tempestiva e le cure all'ospedale di Campo San Piero era stata dichiarata guarita. L'USL 6 consiglia il richiamo della vaccinazione. La copertura complessiva per la vaccinazione antitetanica è buona per la provincia di Padova, però proprio per le donne e poi per le persone più avanti con l'età c'è un calo della protezione immunitaria, quindi è importante fare dei richiami. Per questo è importante verificare, soprattutto se si fanno lavori di giardinaggio, di orticoltura o comunque in agricoltura dove è più diffuso il batterio e anche quindi la possibilità di infettarsi, di chiedere al proprio medico di famiglia con l'igiene pubblica di vedere com'è la propria copertura vaccinale e eventualmente fare un richiamo. Servizio Valentina Visentini, vediamo dalla prima pagina del Mattino di Padova. Rovolon piange Moizza Martini, un murale per l'imprenditrice scomparsa a 52 anni, un profondo cordoglio tra Rovolon e Vo per la morte della imprenditrice e appassionata d'arte scomparsa dopo una lunga malattia. Lo street artist Seneca le ha dedicato un murale nel suo paese natale. Qui una bella immagine di questa donna molto conosciuta e molto stimata che è scomparsa a soli 52 anni. Una mostra fotografica al Bo a Padova racconta le vittime invisibili di femminicidio, ovvero i figli che in un attimo perdono la madre e il padre e dei quali si parla sempre pochissimo. Io esisto, il racconto degli orfani e delle orfane di femminicidio. Questo è il titolo della mostra inaugurata nel cortile antico dell'Università di Padova. Un percorso espositivo in cui si raccontano le voci di 5 orfani e orfane che hanno deciso di raccontarsi negli scatti di Stefania Prandi. Gli orfani e le orfane di femminicidio sono delle vittime secondarie di femminicidio perché per tutta la vita devono subire le conseguenze di avere perso doppiamente i genitori, la madre perché è stata uccisa dal padre e il padre perché è il criminale, l'assassino oppure perché si è suicidato. In realtà non restano in silenzio perché c'è una gran parte di queste orfani e orfane che agiscono, si aiutano tra di loro, fondano associazioni, però vengono invisibilizzati dalla società, quindi l'idea di questo lavoro è quella di riportare l'attenzione su in realtà un lavoro che viene fatto a livello civile già e una reazione e anche un tentativo di denunciare la parte mancante che non viene fatta dalle istituzioni. Vittime invisibili e indirette di padri violenti che lasciano tracce profonde. È stato anche in qualche modo liberatorio parlarne? Sì, sicuramente. La prima volta è stato difficilissimo e il fatto di fare coming out su questo tipo di argomento
e avendo un obiettivo chiaro che per me è quello di dare visibilità agli orfani, sicuramente mi ha aiutato ad affrontare la tematica di maniera più tranquilla, libera, anche se non è sempre facile nemmeno. La mostra si inserisce nel progetto Orphan of Feminicide Invisible Victim, che coinvolge 5 regioni d'Italia, creando una rete di supporto e sostegno alle vittime. Nel territorio del nord-est abbiamo proprio delle operatrici, psicologhe e psicoterapeute formate, specializzate, che dialogano sia con la famiglia e con il figlio, la figlia che rimane, ma anche con le istituzioni, per sostenerle nei difficili momenti appunto appena successivi all'evento del femminicidio. Servizio di Francesco Rattai, andiamo in pubblicità 2 minuti, torniamo da voi. I 50 anni dal terremoto del Friuli Venezia Giulia e al santuario di Sant'Antonio a Gemona, centinaia di giovani hanno partecipato all'incontro con il cardinale Matteo Zuppi. Quasi 1000 i ragazzi e bambini coinvolti questa domenica a Gemona del Friuli nelle iniziative dell'Arcidiocesi di Udine che hanno preceduto la solenne messa per i 50 anni del terremoto in Friuli alla Goi Pantanali. Al santuario di Sant'Antonio 600 adolescenti e giovani hanno potuto in particolare incontrarsi e dialogare con il cardinale e presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Maria Zuppi. La vita è sempre molto fragile e qualche volta tutti, compreso i giovani, pensano che non sia così. E tanti vivono purtroppo il mondo che gli crolla addosso. E poi qual è la risposta al mondo che crolla addosso? Questa forza di guardare al futuro e di costruire il futuro. Una delle cose che mi ha colpito è che tanti dicevano noi lo dobbiamo fare noi, cioè la ricostruzione non è che uno aspettava, vedeva, hanno iniziato subito. Dal giorno stesso. Qualche volta siamo un po' fatalisti oppure pensiamo che dobbiamo sempre fare gli altri. No. I friulani l'hanno fatto loro con l'aiuto di tanti, questo sì, ma non si sono messi in panciolle, anzi hanno dato a tutti una lezione di grande determinazione a costruire oggi il futuro, ed è quello che dobbiamo fare. È venuto subito il cardinale Zuppi, ha incontrato i giovani e proprio a loro si è diretto, augurando che siano protagonisti non solo del futuro ma anche del presente. Credo che sia un bel messaggio di incoraggiamento per tutti noi e soprattutto per i giovani. Allora dovremmo poterci collegare nuovamente con Venezia. Direi sentiamo però i giovani a Gemona che hanno incontrato il cardinale Zuppi. Cosa rappresenta per voi questo evento? È sicuramente un'ottima occasione per ritrovarsi tutti insieme tra le comunità del Friuli, soprattutto in questo periodo antecedente, diciamo, alla commemorazione del terremoto, e quindi essere qua a Gemona sicuramente è qualcosa di speciale, ecco. È una bella occasione anche per ricordare il terremoto, perché è importante appunto sempre avere presente l'impegno che ci hanno messo le persone dopo quello che è successo e viverlo anche tra di noi adesso. Un momento che è stato importante, simbolico per Gemona ma per tutto il Friuli, e quindi anche questo è bello, il fatto che siamo qui tra giovani a ricordare un momento in cui noi non c'eravamo ma di cui sentiamo anche noi le conseguenze oggi, ed è bellissimo trovarsi tutti insieme, non solo da Gemona ma da tutto il Friuli, per ricordare questo momento, insomma. Al cardinale cosa vorreste chiedere oppure chiederete? Sicuramente un grazie per essere venuto qui con noi, per celebrare insieme a noi, e magari insomma un incoraggiamento, un consiglio per noi giovani per spronarci ancora di più a continuare a portare avanti quello che stiamo facendo, quindi le attività in parrocchia e non, il volontariato. Voi giovanotti avete qualche domanda che farete in mente? Ma magari sarebbe bello trovare altre occasioni come questa per passare del tempo assieme e conoscere anche i giovani delle altre parrocchie. Io condivido lo stesso pensiero suo, e sicuramente avere un'altra esperienza di questo tipo potrebbe essere molto
bello e riempirci di gioia, ecco. Allora, torniamo a Forte Marghera per la preapertura della Biennale con Lorenzo Maier, il nostro operatore Sandro Ponchio, e c'è il sindaco Brugnaro che incombe su Maier, e che ovviamente salutiamo. Eccomi, Lorenzo, eccoci. Buongiorno sindaco, buongiorno. Buongiorno direttore, a te e ai nostri telespettatori. Aspetta un attimo, volevo farti una domanda, cioè molto coerentemente il sindaco ha difeso anche oggi l'operato e la decisione del presidente Buttafuoco di mantenere il padiglione russo e ha invitato il ministro Giulia a venire a stringere la mano a Buttafuoco. Sarà mai possibile, visto che il braccio di ferro non è ancora terminato? Sì, direttore, sicuramente, aspetta che se no non ti vede, bello come sei. No, io penso che sarà possibile. Credo che l'intelligenza delle persone lo merita, adesso c'è una posizione anche internazionale che il governo tutto sommato fa anche bene a tenere. Ho detto più volte, noi siamo per l'Ucraina senza se e senza ma, per cui siamo anche d'accordo col governo, con l'Europa che tenga il punto. Dopodiché, quando si comincerà a ragionare che la cultura è una cosa diversa, è un ambito diverso, eccetera, io sono convinto. Ministro Alessandro, vieni, ti abbracciamo, se vieni entro 20 giorni io sono ancora sindaco, se no ti abbraccio non da sindaco e spero proprio che l'abbraccio lo fai con Pietrangelo, visto che siete amici. Credo che questo possa valorizzare proprio le vostre posizioni. Credo che il dialogo sia la cosa più importante. Chissà che poi un domani troveremo anche Beatrice Venezzi che diventi un grande direttore d'orchestra a livello mondiale e qualcuno si ricorderà che la Fenice non l'ha voluta, ma fa parte del gioco anche questo. Siamo sportivi. Grazie sindaco, grazie al sindaco, a Lorenzo Maier e a Sandro Ponchio. Dobbiamo chiudere perché siamo agli sgoccioli e vediamo quali saranno gli ospiti di questa sera a Focus. Alessandro Manera, il sindaco di Vigonovo Luca Martello, Vivian Moro, Eleonora Paccagnella, Matteo Pressi, Stefano Valdegamberi e Matteo Zuccol. Grazie a tutti, grazie al nostro regista Italo Morao, ai registi Italo Morao e Tommaso Migot, e ci vediamo stasera a Focus alle 21:20 circa. Buona giornata.